Abbiamo intitolato questa sezione della mostra La poesia del silenzio. È una sezione che ci mostra gli interni, la vita domestica, l'ambientazione nelle case della popolazione, quella stessa popolazione che altrettanto quotidianamente gestiva la durezza del rapporto con l'ambiente e con la natura. In qualche modo questi interni rappresentano un risarcimento di una vita tanto dura, offrendo invece il piacere e la calma, la tranquillità di una gradevolezza colta, molto raffinata, rappresentata in maniera fortemente emblematica da uno dei protagonisti della pittura svedese di questi anni, e cioè Carl Larsson. Larsson vive e costruisce un mondo che poi diventa oggetto di suoi dipinti e a sua volta diventa sfondo della sua quotidianità, costruendo sulla base di principi e di concetti che sono ripresi dalla tradizione poi dell'art and craft, e quindi inglese e morrisiana. Vive dentro a una sorta di bolla separata, di condizione di memoria e anche di celebrazione di questo stile di vita. E questo non toglie nulla alla gradevolezza, alla piacevolezza e alla fortuna che ebbe presso il grande pubblico la sua pittura, molto illustrativa, di grande finezza qualitativa, originalissima, e che ci dà una delle immagini più amate e che continua fino ad oggi nella celebrazione della qualità del design del mondo nordico.